Buongiorno a tutti, sono Benolis Fiorentino, vicepresidente del gruppo Marciatori Udinesi. Siamo qui a presentarvi la manifestazione La Cormorana che quest'anno compie i suoi 17 anni. La manifestazione ha 3 percorsi, uno di 7, uno di 14, uno di 21 km. Questa distanza porta il percorso fino a Fontanabona e a Pagnacco, quindi le colline moreniche, sfruttando l'anello dell'Ipovia che tutti conoscono naturalmente. Con un augurio di buon divertimento per tutti e ci vediamo lungo il percorso per illustrare le caratteristiche di questo. Alle mie spalle vedete il Parco del Cormor. La Cormorana prende il nome appunto dal fiume Cormor e da questo che è il parco più grande e più frequentato del comune di Udine, è dagli anni 80 in funzione ed ha anche un percorso illuminato per chi vuole allenarsi di notte, la sera, sia d'estate che d'inverno. Da qui poi parte l'Ipovia, che è un percorso lungo la vallata del Cormor che raggiunge Buia, Monte di Buia, sono 22-23 chilometri circa, tutta strada sterrata, segnata, che si può percorrere durante tutto l'anno, aperta ovviamente a podisti, ciclisti e chiaramente dice anche il nome a chi va a cavallo. L'Ipovia appunto è stata realizzata da una decina d'anni con i finanziamenti di un progetto europeo, l'Interreg, ed è stata fatta dai comuni di Tavagnacco, Pagnacco, Tricesimo e Buia. Ci troviamo su uno dei ristori della Cormorana e sentiamo alcuni commenti dei partecipanti. Lei ha fatto quanti chilometri? Che percorso ha fatto? Ho fatto il percorso della 21, è un percorso molto, molto bello, ondeggiante, come tutti i percorsi che troviamo nelle marce FIA in queste zone qua, tipo Fagagna, Moruzzo, Pagnacco, siamo qua. Un percorso piacevole, fatto diversi anni fa e penso di rifarli anche in futuro. Sì. Da dove vieni? Da Monfalcone, gruppo Marciatori Mille Piedi. Ok, e come ha trovato la giornata, il percorso? Beh, la giornata è favolosa, il percorso è sempre splendido come tutti gli anni, per cui è una bella mattinata.
Il Parco del Cormore è posto nell'angolo nord-ovest della città di Udine. Il Parco del Cormore è un parco ricreativo, ma il Parco del Cormore in realtà si estende fino a sud, continuando l'asta del torrente. È una zona tutelata da un punto di vista ambientale, per cui sono vietate le edificazioni e già a sud di Udine, all'altezza di Viale Venezia, c'è un'altra zona ricreativa con dei percorsi pedonali che si possono praticare tranquillamente, ed è in corso di realizzazione il collegamento tra i due parchi, quello posto a sud e quello a nord della città di Udine. A est della città di Udine c'è il Parco del del Torre, altra zona tutelata della città. Anche in quel sito ci sono dei percorsi più o meno organizzati, non sono segnati, lì non ci sono parchi veri e propri, ma la tutela ambientale c'è. Speriamo col tempo di avere anche da quella parte della città un punto di ritrovo bello e frequentato come questo. All'interno della città poi ci sono altri parchi importanti, a parte quelli storici e il Colle del Castello. Ultimamente è stato fatto anche il Parco del Moretti, che è un luogo di ritrovo dei podisti che la mattina e la sera percorrono sfruttando anche quei piccoli dislivelli che ci sono nella città. I più appassionati possono la mattina, quando non c'è tanto traffico, affrontare la salita del Colle del Castello, che è corta ma è abbastanza impegnativa. Per i podisti un po' più seri che vogliono allenarsi, io consiglio 6-7 salite in continuità. Salve, sono Lorenzo, il presidente del gruppo Marciatori Udinesi, che ha organizzato al giorno di Pasquetta la 17ª edizione della Cormorana. Il secondo trofeo Silvia Gobbato, a ricordo della ragazza che 2 anni fa è stata uccisa lungo Lippovia. La manifestazione è andata bene, grazie anche al bel tempo. Abbiamo avuto 1468 partecipanti. L'appuntamento è alla prossima settimana a Cervignano per la 27ª edizione di Sport Insieme, un percorso nella natura lungo il fiume Ausa e le sue campagne con 7, 12 e 21 chilometri.